Un sano controllo e un po' di buonsenso da parte non solo del territorio, ma anche della fase progettuale esecutiva, che non è soltanto quella astratta sulla carta, credo che possa risolvere finalmente il problema. Bilanciare l'esigenza di sviluppo economico-sportivo e la necessità della tutela ambientale, il ministro Sergio Costa tende una mano agli ambientalisti che sono sul piede di guerra per gli interventi in corso sulle tofane per i mondiali di sci 2021. Sono eventi importanti che pongono il paese Italia in una prospettiva mondiale e che quindi servono al paese Italia, e questo va riconosciuto come fonte. È chiaro che vanno mitigati. Tutto ciò che attiene alla progettazione concreta, dice Costa, deve essere compatibile con il territorio. Intanto sui luoghi dove sorgerà il nuovo impianto di risalita, Son dei Prade, Bai dei Dones a Cortina, si è svolto il sopralluogo dei tecnici del Comitato Provinciale per la valutazione di impatto ambientale. Si tratta della cabinovia prevista per le gare dei Mondiali 2021, per la quale erano state richieste alcune integrazioni per preservare il biotopo vicino alla stazione di valle, il biotopo e la torbiera che si trovano nelle vicinanze della stazione di monte dell'impianto. Sono stati verificati tutti gli aspetti per i quali erano state chieste integrazioni e constatato il rispetto delle prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale, i tecnici provinciali hanno dato il via libera alla cantierizzazione. Dal canto suo il ministro ha auspicato un tavolo di confronto fra il mondo ambientalista e il mondo produttivo. Si può fare, lo stiamo già facendo, il ministro dello sport Spadafora lo sta facendo, ovviamente insieme alla regione.